Questo è un servizio offerto dal Santone di Avella, il maestro Cleo. Oroscopo della settimana, dall'8 al 14 agosto. Ariete, Venere torna dalla tua parte. Ma molto in amore dipende da te e dalla storia che stai vivendo. Cerca, però, di non perdere tempo prezioso con persone poco interessanti. Sul lavoro. Giove è nel tuo segno, quindi è difficile ricevere contraccolpi. Riuscirai, in ogni caso, ad accettare il cambiamento e a ottenere il massimo. Toro. In amore non hai più intenzione di perdere tempo. Hai bisogno di certezze. Cerca di dimenticare i problemi. Forse hai vicino una persona poco fedele e quindi è meglio cambiare pagina. Sul lavoro. Tutto dipende da te e dalle tue qualità. Occhio, però, alle finanze perché hai troppe spese e questo ti rende particolarmente nervoso. Gemelli. Venere è dalla tua parte. Quindi puoi lasciarti andare alla passione e al divertimento. Favoriti i nuovi incontri e la vita sentimentale è piacevole. Una persona speciale ti sta aspettando. Sul lavoro. Hai voglia di buttarti a capofitto in nuovi progetti. La creatività c'è. Le stelle parlano di serenità e opportunità da non perdere. Cancro. Venere. Per l'ultima settimana, sarà dalla tua parte. Ma occhio ai conflitti. Forse in questo periodo l'amore nella tua vita passa in secondo piano perché hai tanti pensieri e problemi da risolvere. Sul lavoro. La settimana promette bene. Ma attenzione alle indecisioni intorno alla giornata di martedì. Con Bilancia e Ariete le cose non vanno bene. Soprattutto se hai intenzione di mettere in piedi una società. Leone. Venere da venerdì inizierà un transito importante e il cielo dal punto di vista sentimentale promette grandi cose. La giornata migliore, però, è quella di domenica con la luna che sarà dalla tua parte. Approfittane. Sul lavoro. I problemi non ci sono. Anzi, tu sei in grado di risolvere ogni cosa, di cadere e di rialzarti. Ma attenzione alle spese. Vergine. Periodo buono per l'amore, che comunque non è al centro dei tuoi pensieri. Ora hai le idee chiare. Hai voglia di vivere una storia e mercoledì è sicuramente una giornata promettente per i sentimenti. Sul lavoro. Ora si può ripartire perché finalmente le difficoltà sono alle spalle. Che ne dici di pensare a un progetto in vista di settembre? Bilancia. In amore sei un po' stanco. Indeciso e qualche storia si è conclusa da poco. Cerca, però, di mantenere la calma e di allontanare le preoccupazioni, specie nella giornata di martedì quando la tensione sarà alle stelle. Sul lavoro, basta con l'indecisione. Le idee non ti mancano. Devi solo concretizzarle. Scorpione. In amore la tua pazienza ha un limite e te ne accorgerai dopo venerdì. Cerca di non essere frettoloso, ma di usare la testa perché il rischio di prendere un abbaglio e di fidarsi di una persona sbagliata c'è. Sul lavoro. Sei preoccupato per i nuovi progetti che decolleranno a settembre. Ora tutto ti sembra piatto. Ma stai solo ricaricando la batteria per ripartire.
Sagittario. In amore è tornato finalmente il sereno con Venere dalla tua parte. Favoriti gli incontri. Ma cerca di capire se hai bisogno di qualcuno. Se vuoi fare nuove conoscenze. Sei in grado di rimetterti in gioco? Datti una risposta. Sul lavoro. Sei in grado di superare ogni difficoltà e ora hai tutte le carte in regola per riprovarci e farti valere. Capricorno. In amore il periodo appena trascorso non è stato dei migliori. Ma ora finalmente tutto fa parte del passato e hai voglia di rimetterti in gioco. Unico consiglio. Non affezionarti a persone impegnate perché dovrai affrontare tanti problemi. Sul lavoro. Hai tanti progetti in mente e Mercurio è favorevole. Acquario. In amore non hai voglia di impelagarti in situazioni difficili, dove regna la gelosia. Cerca di non innamorarti di una persona distante. Se ti piace qualcuno rifletti di più. Prenditi del tempo e non essere ossessivo. Sul lavoro. Hai voglia di dare una svolta alla tua vita. Ma chi ti sta attorno è piuttosto conservatore e non accetta le tue idee. Puoi contare, in ogni caso, sul supporto di Giove. Pesci. La settimana parte bene per l'amore. Ma non devi puntare e pensare sempre al passato. Agosto è un mese intrigante e le nuove avventure sono dietro l'angolo. Sul lavoro. Mercurio è in opposizione. Quindi attenzione ai soldi. Devi essere calmo e paziente soprattutto lunedì. Poi potrai valutare i cambiamenti.